Lui morto sul colpo, lei deceduta all'ospedale. È una coppia veneta, quella rimasta vittima di un tragico incidente stradale che si è verificato ieri nell'area centrale dell'Istria, tra Pisino e Paderno, in Croazia. Scarne le informazioni finora diffuse dalla polizia croata intervenuta sul posto, che non ha al momento diffuso le generalità delle vittime in attesa di raggiungere i familiari. Lui 46 anni di Oderzo, lei 39 di Noventa di Piave. Procedevano a bordo di una moto, una BMW, quando improvvisamente lungo la strada statale il furgone condotto da un cittadino croato di 58 anni, poi denunciato a piede libero, li avrebbe travolti durante una manovra di sorpasso in un tratto in cui non era consentito superare altri veicoli. Terribile lo schianto, con il 46enne che guidava la moto morto sul colpo e la 39enne trasportata in condizioni disperate all'ospedale di Pola, dove poi si è spenta. In Italia e Veneto la notizia dell'incidente frontale con le due vittime è arrivata solo oggi, ma né a Oderzo né a Noventa le istituzioni sono state informate ufficialmente dell'accaduto e soprattutto dell'identità della coppia che ha perso la vita e che si trovava presumibilmente in Croazia per vacanza. Con loro sono 12 le vittime della strada in Istria dall'inizio dell'anno.